Io sono Amina, la sposa cadavere. Con Luigi ci stavamo sposando di nascosto, ma qualcuno ha fatto la spiata e all'alba mi hanno giustiziato. Poi mi hanno seppellito in giardino, sotto il melograno. Mamma non ha voluto guardare. Letture shock al megafono, storie di disumana violenza contro le donne che hanno riempito le cronache degli ultimi anni. Ha suscitato interesse e partecipazione il flash mob organizzato a Belluno in contemporanea ai tutti i capoluoghi veneti per chiedere alla Regione di fare dietro fronte sulla decisione di tagliare i finanziamenti dai 400.000 euro dello scorso anno ai 200.000 per l'anno in corso ai centri antiviolenza. Un semplice cittadino, io, coro Cristo, non posso fare nulla, ma tanti cittadini insieme possono cambiare la storia. In piazza i giovani della rete media degli studenti. La vostra iniziativa è meritoria perché in periodo non scolastico voi comunque riuscite a trovarvi e a riunirvi per uno scopo importante. Sì, perché la rete non è formata da studenti, ma non siamo solo studenti ma anche amici, quindi ci interessiamo non solo ai problemi della scuola ma anche ai problemi della nostra società, perché vogliamo diventare dei bravi cittadini e per farlo c'è bisogno di trovarsi, di collaborare e anche di partecipare ad iniziative che non porteranno di certo un miglioramento alla scuola, ma di certo un miglioramento alla vita sociale. Alla Regione si chiede un impegno concreto per il contrasto alla violenza sulle donne e di conseguenza di sostenere in modo adeguato il lavoro di chi si spende concretamente in questo ambito, perché la violenza sulle donne non è questione di cronaca quotidiana, ma di vita quotidiana, di lesione quotidiana dei diritti fondamentali delle donne e dei loro figli. L'iniziativa di oggi è stata solo un primo momento a cui seguiranno altri momenti di protesta per far sentire la voce delle associazioni e delle donne che chiedono aiuto. Meglio morta che ancora con lui, te lo giuro sul televisore al plasma, che è la cosa più cara che c'avevo. Ecco, questo mi secca, che gli è rimasto a lui, con tutto il telecomando satellitare, che era una